Ciao a tutti piederoli, eccoci qua a fare il nuovo bollettino di Erdan, ITGC. Cosa è successo nella settimana che sta finendo, insomma, che domani finisce, lo vediamo subito. Allora, mercoledì non sono uscite le carte, perché come sapete si alternano carte e avventure, è uscita questa nuova avventura. Praticamente sono delle avventure un pochettino strane, ovvero ci sono 3 missioni da completare. Allora, per avere il personaggio, questa volta dovete completare queste 3 missioni 7 volte ciascuna. E adesso vi farò vedere come le ho vinte io, insomma, io l'ho finito. Cosa vi dà se vincete queste missioni qua? Vi danno questo personaggio qua, che è un cortigiano. Cortigiani, come sapete, hanno multiple gilde. Questo qui fa parte sia dei Kotuba sia della Legione Runica. Praticamente hanno potenziato un pochettino il gameplay dei cortigiani, quelli con classe sconosciuta, che praticamente hanno un mazzo basato sui danni diretti in funzione di quante carte sono state giocate, di quel tipo, giocabili solamente da cortigiani che hanno questa classe qua sconosciuta. Giro 3 più i personaggi avversari subiscono un punto di danno diretto, che insieme agli altri due ogni giro praticamente si fanno dei danni. È un gameplay abbastanza buono, solamente che se vi trovate contro un guardiano del tempio che riduce i danni subiti non andate molto lontano, però comunque hanno potenziato questo mazzo qua che ne aveva un pochettino bisogno. L'altra cosa che potete vincere invece è questo casco dell'assetato, oggetto altri, umano, quindi se l'equipaggio su un umano, ogni volta che una pozione si attiva, tra attacco più 0 e attacco più 2 fino a fine partita. Questo è molto buono. Guerriero rimane permanente, quindi pirati, incatenamento pozione, quindi se è un umano, guerriero e pirati, tutti e tre praticamente gli rimane sempre da attacco più 0 attacco più 2 ogni volta che si giochi una pozione. Molto strano, un gameplay particolarmente molto particolare. Vabbè, allora praticamente vediamo un po' di cosa si tratta questa avventura. È giunta l'inaugurazione della locanda della botte perforata, rinomata attraverso le terre di Gwem. Si era trovata chiusa a causa di un controllo dell'igiene e una denuncia da parte di molti clienti. Dopo essere stata venduta, apre di nuovo le sue porte per una serata inaugurale, che promette di essere molto animata. È la serata dell'anno. E poi come funziona ve l'ho già detto io. È una campagna a tempo, ci sono queste tre missioni, di cui l'ultima è una battaglia classica. La prima è molto particolare perché bisogna togliere segnalini sete e fame ai personaggi avversari, e la seconda invece bisogna riprodurre praticamente le mosse che fa il personaggio avversario. Lui gioca azioni, pozioni e sortilegi acqua e tu devi riprodurle nello stesso ordine in cui lui te le propone. Vinci se ne fai 6 o vinci se fai 6 volte, se azzecchi 6 volte la riproduzione, perdi se sbagli 6 volte. Nella prima missione vinci se togli tutti i segnalini a tutti i personaggi. Ok, andiamo subito a vedere come si fanno queste missioni, insomma. Eccoci qua, vediamo un pochettino. Allora, la prima missione: i personaggi in gioco non possono perdere punti vita. Per vincere devi fare ritirare tutti i marcatori fame e sete dai personaggi avversari. State a trovare le carte capaci di togliere questi marcatori. Vabbè, ve lo dico io. E andiamo a vedere subito come si fa. Allora, benvenuto alla locanda della botte perforata. Io sono Tristam, il nuovo proprietario di questo posto. Spero che crescerà bene. Aspetto molte persone per la nostra serata di inaugurazione e avrò bisogno di rinforzi. Hai un'aria intelligente, se ti interessa il lavoro ti prendo subito. Vedo Sushi al bar che non sembra stare bene, aiutala per favore. Praticamente Sushi è un personaggio femminile dei pirati che è molto forte, vagabondo, che fa lo sushi, si vede. Eccola. Oh là là là, c'è troppa gente, sono tutta sola per gestire il bar ed i tavoli, i clienti non ne possono più, bisogna fare assolutamente qualcosa. Ti sarei veramente grata se mi dassi la mano. Fai del tuo meglio, sono certa che non può andare peggio di così. E continua a sorridere. Ok. Allora, i 3 personaggi sono questi. Allora, uno ubriacone, uno mangia e l'altro panzone, quindi fa un po' di tutto. Allora, vediamo un pochettino. Lui dovrebbe avere solamente un segnalino sete e io ho messo i boccali, questi equivalgono come segnalini sete. Ho messo lui perché mi prende incatenamento se gioco un oggetto.
Ok, ne basta uno. Perfetto. Così il primo dovrebbe già essere a posto. Infatti si inclina e non rompe più le balle. Gli altri mi sembra che ne abbiano uno fame e uno sete. Qui sono messo abbastanza bene. Togliamo questo questo. E vediamo un pochettino cosa fa. Allora, lui non si è aggiunto niente, ma ne ha aggiunti 2 sete e 1 fame ne ha questo. Perfetto, quindi a me basta solamente che metto restaurazione rapida, praticamente fa sia da bere che toglie sia uno sete che uno fame. Vabbè, dove lo metto? Lo metto. E lui è anche a posto, anche solamente uno. Qui devi riuscire a soddisfarli entro il 10° turno, se no perdi. Mi sono messo tutte le cose dove c'è del cibo. Insomma. Allora, qui ne abbiamo 2 e 2. Adesso gliene riesco a togliere. Non è incatenamento questo? Ah, incatenamento azione. Vabbè, tolgo l'ora 2 da cibo. Così adesso ce n'è solamente 2 da sete, vediamo se ne aggiunge. Sì, ne aggiunge. Allora. Ok, no, così non va bene. Allora, guerriero permanente, pirati, incatenamento, pozione. Va bene. Allora, questo, che gliene tolgo 1 e 1, e questo, così dovrei averla finita. Che con questo tolgo tutto, 1 e 1, e con l'altro tolgo il bere. E infatti è finita. Adesso passo e me la dà vinta, infatti. Non ce la faccio più, non ho mai visto così tante persone, neanche nel bar di mio padre, e quel posto è molto famoso. In breve, grazie per avermi aiutato e di aver salvato questa affollata serata. Ok, adesso tocca a me, in che cosa posso servirti? Niente, a posto. Torniamo alla mappa. Eccoci qua a fare la seconda missione. Allora, vediamo un pochettino. No, aspetta che prima vi faccio vedere. Lo scopo del gioco è di accumulare 6 marcatori good, che sarebbe c'è azzeccato. Per ottenere un marcatore good devi giocare lo stesso tipo di carte di Psaum nello stesso ordine. Se sbagli una sequenza ottieni, che palle che va via, un marcatore miss, che vuol dire sbagliato, perdi la partita se accumuli 6 marcatori miss. E la vinci se ne fai invece 6, qui non c'è scritto mai così, ve lo dico io. Allora, andiamo subito, prendiamo seconda missione, dove ho 3 maghi e il resto mi sono messo, lui gioca molte azioni. Qualche pozione e qualche sortileggio d'acqua, però molte azioni principalmente, quindi ho messo maggiormente quelle. E mi sono messo 2 zaini perché se mi rimane sul personaggio, no, che delle volte te lo togli, non capisco perché, ti può incatenare oggetti come le pozioni, quindi giocare con questo mazzo. Ciao, sono Psaume, il bardo in carica dell'intrattenimento di questa serata. Purtroppo mi servono altri musicisti, quelli che erano con me sono spariti e non posso più aspettare. Vieni, seguimi, prendi lo strumento che preferisci, nel peggiore dei casi servirà solo per bellezza. Tu e Psaume suonate benissimo, non so come si pronuncia, se è Psaume o Psaume, comunque va bene. Comunque io e lui suoniamo benissimo, finalmente hai la musica nella pelle, non nelle palle, e gli spettatori ti incoraggiano e ti applaudono. Psaume mostra uno sguardo di interesse verso di te, non male, non male. Che ne dici di una piccola competizione tra di noi? Sembri bravo, ma secondo me non farai meglio del sottoscritto. Io sono un esperto. Vabbè, cazzo, c'è l'arpa a portata di mano, se non sei bravo te. Allora, eccoci qua. Vediamo subito lui che cosa gioca, così almeno vedete bene come funziona di primo acchitto. Ok, partiamo già male. Madonna che sfiga. Allora, vabbè, niente. Allora, adesso ci togliamo via lo zaino e via l'azione. E 2 ne bastano avanti. Tanto ne salgono su altre 1000. Ok, azione e azione. Abbiamo il miss, pollice in giù rosso che vedete qui.
ovviamente è un pochettino noiosa questa missioncina qua perché è tutta così. Dovete sperare che lui metta delle cose che voi avete in mano. Per farla sarebbero meglio i cortigiani con la pozione dei cortigiani in catena, però io sono riuscito a farlo benissimo anche così. Doppia azione di nuovo e io le ho, così almeno passiamo in vantaggio dei segnalini good. Quindi ti tira sull'attacco, ma è inutile, cioè nel senso tanto vale che non cambia nulla. Perché tanto i danni non vengono calcolati. Guarda se vengono su tutte. Merda, questo è brutto come esempio. Tutti adesso mi sono venuti sui sortilegi. Vabbè, fa niente. Tanto non ce l'avevo. Pareggiamo con i segnalini miss. Andiamo a 2-2. Prepariamoci un po' la mano. Oh. Vediamo un po' che lo gioca. Adesso abbiamo 2 sortilegi. Buono, sortilegio e azione. Andiamo a 3. Bisogna sempre cercare di avere almeno uno di ogni tipo e poi più azioni che altro, perché le azioni spesso e volentieri le tocca in doppia copia. E qui siamo a 3 segnalini. Vediamo adesso cosa gioca. Doppia azione e io le ho. Vedete? Lo vedo già perché i sortilegi hanno una zona blu attorno in alto, gli oggetti hanno uno sfondo diverso e le azioni invece sono come hanno il sopra in alto viola. Cioè, per sopra in alto intendo qui dove c'è, adesso aspettiamo che me ne arrivi su una, dove ci sono le guild, la zona attorno alla guild, alla classe eccetera. Comunque siamo a 4 intanto, 4-2. Qui non posso farci niente. Vedete in alto che viola attorno a dove c'è la guild, dove ci dovrebbe essere la classe, la guild eccetera. Stiamo così che mi piace. Mi mancano 3 possibilità, di queste 3 2 le devo fare. Ok, una. Così andiamo a 5. È diventato un 12-15. Va bene che perché quando le azzecchi ti dà dell'attacco. Ma tanto non serve a nulla. Così mi va bene. Ma adesso dovrei bollargli anche questa. Non dovrebbe più avere pozione. Almeno spero. Sì, ce l'ha ma me l'ha messa dopo. Per cui riesco ad accaparrarmi anche questa missioncina qua. E anche questa missioncina è fatta, così la riesci a fare abbastanza bene. Sarebbe meglio con i cortigiani, come vi ho già detto, per la pozione che incatena. Devo ammetterlo, mi hai quasi battuto. Dico quasi perché ho un repertorio veramente più importante del tuo. In ogni caso, bravo, è stato un gran momento musicale, sento la passione nella tua voce e la volontà di fare. Io dico sì, ma vaffanculo. Ok. Poi, per l'ultima missione invece, praticamente è un combattimento normale. Per far questo io consiglio di utilizzare un mazzo scarta carte, ma anche semplice, solamente con furto e panico. Adesso lo vedete comunque. Allora andiamo, utilizziamo un mazzo scarta carte, l'ho chiamato per l'occasione scarta carte. Questo è come l'ho composto, molto difensivo, con molte difese eccetera. È un gameplay basato su queste 2 carte qua che sono in triplice coppia. Giocare con questo mazzo e vedrete un pochettino adesso cosa succede.
Era troppo bello per essere vero. Arrivare fin qui senza uno scontro tra clienti, sembra che abbiano bevuto un bicchierino di troppo. Bisogna muoversi subito prima che tutta la locanda diventi un campo di battaglia, ovviamente. Vorresti cortesemente occupartene? Sono mica buttato fuori. Tenti di risolvere questo trambusto nella speranza di una risoluzione rapida, ma queste persone non sembrano normali. Questo è un minotauro. Ti sembra che ci sia qualcos'altro sotto, ma cosa? Il più grande di loro prova a comprendere ciò che dici, ma alla fine lo prende per un insulto, che è ovviamente ubriaco. Ce l'hai con me? Ce l'hai con me? L'inevitabile rissa ha inizio. Allora, ho tolto la musica perché veniva troppo forte come volume, per cui ci ho tolto il rumore dei suoni. Allora, vediamo un pochettino qui, cosa possiamo fare. Io punto subito alle carte, quindi senza tante storie. Carte e difesa. Tanto il panico più ce ne sono nel cimitero meglio è. E lui si potenzia ovviamente. Arrivano ad attacchi forti, ma io, quando cominciano ad attaccare al secondo giro sono già senza carte in mano praticamente. Mi sono pulito la mano anch'io, ma l'importante è che se la pulisca lui. Ok. Buono. Adesso prendiamo lui. In modo tale da utilizzare sia il panico, che scarta carte praticamente in funzione di quanti panico, dice uno più quanti panico ci sono nei cimiteri, e furto che toglie da 1 a 3 carte nel mazzo avversario. Adesso lui usa cose che aumentano difese difensive, ma a me non mi interessa perché io non gli faccio danno, non mi interessa, anzi. E c'è già 8 carte nel mazzo praticamente. Questo lo tengo. Allora. Ok. Vediamo adesso un po' lui cosa fa. C'è personaggi che arrivano a degli attacchi forti, poi dopo gli mette gli equipaggi sopra delle cose. Quindi a lungo andare diventa temibile, ma io sono già a posto, diciamo. Adesso se tolgo poi anche 3 carte sarebbe almeno 2. Col furto. Ah, ecco, io ho tolto 1. Ti pareva? Cioè, in buona sostanza ti fai un mazzettino che scarta carte così molto soft da poter poi, adesso utilizziamo lui che è quello meno potenziato, in modo tale che arrivi comunque al quarto turno che praticamente è già finita la partita, perché lui comunque non è che usa tante cose. Allora, via con il panico, che adesso avendone 2 nel cimitero, come vedete, una e una 2, li scarto 3 direttamente, e poi tolgo con coniglio, e tolgo 5 d'attacco, che a momenti non mi fa neanche danno. Praticamente lui ha già perso il computer, poi lui. Adesso vado di doppia distrazione, di togliere lo sguardo, scusate. Ho fatto un mazzo molto difensivo, dai, ci sta. Alla fine contro sti bestioni è l'unica roba che puoi fare. Ed è forte comunque, anche se io ho tolto 6 d'attacco. È buono, e così ho completato anche l'ultima missione, abbastanza semplice, quindi non è che ci voleva chissà che cosa. Per cui direi che per questo avvenimento è tutto. Andiamo avanti a vedere quali sono state le novità. Allora, vedere le news. Allora, questo è stato l'avventura. Poi vabbè, c'è il nuovo trofeo evento della settimana. Praticamente devi accumulare 100 punti. Ottieni un punto ogni volta che attivi una teurgia e un'azione durante un combattimento, 6 punti massimo per partita, quindi abbastanza semplice. Ottieni 9 punti supplementari se vinci la partita senza che nessuna delle carte che hai giocato abbia curato o dato bonus di difesa. Questa è una parte un po' più difficile, ma comunque anche solamente con il primo metodo, usando solamente un'azione e una teurgia, lo si fa facile. 6 punti a partita li si fa, in teoria. Meno 4-5 sicuramente li si fa a partita, per cui ci mettete poco. Andiamo a vedere qual è la carta. Vabbè, poi ottieni 5 punti se giochi il canto del cristallo, inquisizione o bagliore. Ogni carta è compatibile una sola volta, quindi sono 2. Non capisco, ma mi sembra bagliore che sia un'altra cosa.
Vabbè, dopo comunque sono due carte penso da utilizzare, quindi hai 10 punti di bonus così. La carta che ti dà è molto buona, unica ovviamente come tutte le carte evento. All'inizio del giro i vagabondi hanno attacco più 2 e difesa più 2. I non vagabondi ottengono questa classe in aggiunta alle loro altre classi. Sacerdote, gli effetti di questa carta influenzano solo i tuoi personaggi. È molto buona, secondo me. Praticamente in un mazzo Eclisse va usata perché dura 2 giri, è considerato quindi quello in cui entra in campo. Se viene usato da Jamenad, che sia sacerdote che Eclisse, che quindi sia sacerdote che vagabondo, già prende i bonus e gli altri prendono già attacco difesa per 2. Cioè attacco 2, difesa 2 insomma. Quindi hai per 2 giri sicuri, hai un attacco difesa più 2 per tutti i tuoi personaggi. Abbastanza buono, sì, senza lotte, cioè non è che sia una gran cosa, ma comunque perché non ha incatenamento, non ha niente, per cui può essere utile, però solamente in un mazzo Eclisse dei nomadi del deserto. Poi di altro cosa c'è? Niente, c'è il torneo del milione. Praticamente in questo weekend hanno fatto questo torneo che finisce domani alle ore 20. Praticamente ci sono restrizioni e regole speciali, formato carte 3 personaggi più 20 carte, all'inizio della partita avete un 50% di probabilità di scambiare il vostro mazzo con quello avversario, che non è male. Io ancora queste cose qui, avendo sempre il weekend molto occupato, non ho mai provato i tornei dei milioni che durano solo 2 giorni. Carte bannate, bluff, scrag, vincite, e qui dopo ce ne sono parecchie, vinci anche un sacco di fizz. 125.000 cristalli più 1250 fizz il primo. Soppa. Cioè, poi per ogni iscritto oltre il centesimo. Quindi vuol dire che comunque si prende parecchio. Per cui direi ci sono delle belle iniziative. Per cui per questa settimana non è successo nient'altro. Adesso a breve sto provando un mazzo che poi posterò. Come sempre vi metto sotto nel link il link per registrarvi se siete dei nuovi giocatori e siete interessati a giocare. E comunque se usate il link che metto nella descrizione entrerete come miei figliocci. Se no andate direttamente nel sito www.erdan.com e vi registrate come normali. E basta, rimango disponibile per qualsiasi chiarimento rispetto a queste cose qua, se non avete capito qualcosa. Vi ringrazio per la visione e alla prossima. Ciao a tutti, Piederoli.